Amici bellini, sale la febbre del sabato sera, insomma, buon martedì, inganniamo l'attesa, nonostante, insomma, io non è che nonostante, proprio perché io non potrò fare live post partita, godiamoci queste le risposte, le vostre domande, poi c'è pure un sondaggio, cominciamo. Nel dare il benvenuto a Multiservicos Bonil e tutti i nuovi iscritti che accorrono, siamo quasi a 20.000, mancano pochissimi iscritti e veramente dovete, a parte lasciare il like se vi va il like ovviamente è gratuito, potete lasciare il like, e se vi iscrivete al canale oggi, magari cliccando anche la campanella, perché non lo so, dato che c'ho da lavorare, non credo di riuscire a registrare la reaction, potrebbe uscire una live improvvisa da telefonino perché devo andare a suonare, quindi ci sarà un macello di cose da fare, dovete starmi dietro, io sto cercando di essere attivo su tutti i social possibili e immaginabili e voglio andare a leggere le vostre domande. Sicuramente tra le vostre domande esce qualcosa di sfizioso, di tattico, di interessante. Nel frattempo però io mi sono svegliato con questo sogno, perché nel percorso dobbiamo anche fantasticare ogni tanto, noi siamo molto analitici nel percorso calcistico, però sai, prima di una partita così bella, così importante, qual è la cosa che più ti farebbe esplodere dalla gioia? Per esempio quello che è successo l'anno scorso, no? Simulazione di Quadrato e gol di Raspadori nel finalissimo, è proprio l'apoteosi del godimento assoluto. E mi sono immaginato 4 o 5 opzioni e ho chiesto agli amici di Twitter, agli amici di Instagram, agli amici abbonati. Twitter non mi faceva mettere la quinta opzione, però bomba da fuori di Zielinski, un bel tiro da fuori, e questa è la prima perché è anche la mia scelta preferita, proprio soddisfazione di controbalzo imprendibile, mi farebbe godere tantissimo. Un gol di Osi su assist di Kvara sembra una cosa banale, ma non lo è, perché stiamo mettendo in discussione anche i due grandi protagonisti dell'anno scorso. Osi deve tornare in grande forma, Kvara ovviamente è il più giovane della cucciolata, ci piacerebbe vederlo sempre decisivo, il nostro idolo, e qui un bel gol di Osimhen su assist di Kvara li incoronerebbe tutti e due, un Osimhen che magari senza manco esultare, proprio serio, potente, possente. Un gol di Nathan al 90°, e questa è l'opzione più, perché poi tu stai lì, ricorderebbe anche un pochino Koulibaly, no? Quindi riecheggia emozioni pazzesche. E una rovesciata di De Lorenzo, io ricordo sempre quella rovesciata di Paolo Cannavaro, e insomma il capitano, simbolo del Napoli, che segna in rovesciata, sono cose bellissime. Su Twitter si preferisce il gol di Nathan al 90°. Su Instagram ho aggiunto quella che non mi faceva mettere su Twitter, cioè l'autorete di Gatti di pugno, cerca di dare un pugno a Kvara per caso, prende il pallone e la mette da solo in rete, eppure non è male, come vedete supera Zielinski, supera Osimhen, però Nathan è sempre in vantaggio, Nathan al 90° è sempre in vantaggio. E idem sul gruppo Telegram dedicato agli abbonati, io avevo votato bomba di Zielinski come avevo detto, ma il 45% preferisce Nathan di testa al 90°, quindi il napoletano, al di là poi del risultato, della bellezza di un gesto tecnico, perché c'è una rovesciata, c'è un tiro da fuori, c'è la classica azione tra il trequartista e l'attaccante, vogliamo le emozioni forti, e quindi noi vogliamo emozionarci. Quello che emozionerebbe di più probabilmente al cardiopalmis sarebbe un gol di Nathan al 90°. Andiamo a leggere un pochino i vostri commenti di ieri. Vi avevo chiesto, abbiamo una novità, perché ovviamente non gliel'hanno chiesta in conferenza, ma sappiamo che Zanoli è convocato, quindi ci potrebbe essere, non sappiamo in quale forma sia, potrebbe essere convocato ma non al 100% da schierarlo titolare. Mi piacerebbe onestamente il terzino di ruolo che ha grande corsa e che può tenere un po' impegnato anche Cambiaso o Kostic, a seconda di dove lo vuoi mettere. Vediamo se Mazzarri si affiderà ancora a Nathan, che gli è piaciuto, oppure se si rischierà Zanoli. Partita tosta per vedere Zanoli dall'inizio, però dobbiamo vedere. Il primo commento, ci sono anche commenti che non sono domande, quindi andiamo veloce. Giampiero
che dice primo, like preventivo di Angelo e lo apprezzo tantissimo. Continuare con la difesa a 4 senza avere i giocatori per poterla fare è sinonimo di non professionalità. Kvara sta diventando la brutta copia dell'anno scorso, ma sarebbe così per chiunque al suo posto. Sono d'accordo che Kvara deve essere aiutato, non puoi dargli il pallone e sperare che faccia tutto da solo. Giocando lì sulla fascia deve essere supportato dal terzino e dalla mezzala, ovviamente. Continuare con la difesa a 4, qui c'è l'equivoco tattico, c'è un po' quello che è stato chiesto a Mazzarri che ha detto: ho studiato il Napoli, voglio ripetere quello che ha fatto il Napoli, io sono diverso, non faccio la difesa a 3. E insomma qui io sono stato molto chiaro, gliel'ho detto: Walter, se ti senti più sicuro, se puoi dare delle nozioni più precise ai ragazzi, lo so che ne abbiamo pochi e quindi fare tutta la stagione a 3 non è il caso, però tempo permettendo, potendoci lavorare, deve essere una soluzione che devi considerare, non pensare ai diktat del presidente. Fai quello che sembra meglio per la squadra. Sono d'accordo sotto questo punto di vista. Sono tutti bellissimi i tuoi video, grazie mille. In una partita come quella contro la Juve si rischia di subire gol e di dover giocare il resto della partita contro il Pullman, è vero. In questo caso entrano in gioco perdita di tempo, countdown e frustrazione. Secondo te Mazzarri riuscirà a fare un lavoro mentale che preveda questa situazione? Hai ragione Giuseppe, bisogna tenerlo presente tutto questo, perché è un po' la partita che fa la Juve. Ho riguardato un attimo le altre situazioni, l'unica partita che la Juve ha perso, il 4-2 contro il Sassuolo, sembra quasi un unicum, e se andate a vedere poi il possesso palla ne fa più la Juve, quindi probabilmente da lì loro si sono anche convinti: rinunciamo al possesso palla, siamo comodi in attesa, belli corti, belli compatti, in attesa dell'avversario, e poi quando ripartono hanno fisicità e velocità e anche tecnica per farti male quando ti sei sbilanciato. Serve una partita di grande pazienza. Il Napoli probabilmente dovrà tenere il pallone, speriamo che ci siano molti movimenti senza palla, e per esempio vedi con l'Inter, la Juve va in vantaggio però l'Inter la ribalta subito e poi non succede più nulla. Vediamo, veramente può succedere di tutto oggi. Ciao Valerio, anche io seguo Paolo, dice che non è un argomento che preferisce, però ricordando lo scorso anno, il periodo che andava da novembre a metà dicembre, il Napoli giocava 2 volte a settimana senza problemi, anzi erano impressionanti. Se ricordi vai almeno a controllare i risultati. Nel girone di Champions arrivavamo primi. Sono curioso della tua risposta. Sì Vincenzo, questa è una battaglia che su questo canale abbiamo sempre fatto, portando poi i numeri. Storicamente si è sempre poi detto: il Napoli deve uscire dalle coppe per concentrarsi in campionato. L'anno scorso è l'esempio assoluto di quando tu sei in fiducia, hai lavorato bene a livello atletico, uscire dalle coppe per concentrarsi al campionato è un falso storico, perché quando il Napoli esce dalle coppe fa uguale in campionato, non fa né meglio né peggio. Di conseguenza meglio rimanere nelle coppe, meglio fare una partita in più. Lo so che è difficile da accettare per la narrazione del calcio, ma avere più impegni significa coinvolgere tutta la rosa. Ricordiamo le parole di Spalletti: significa avere tutta la rosa coinvolta, tutti hanno una possibilità di giocare qualche minuto, fa piacere a tutti avere esposizione internazionale, e tutto va poi ricercato anche nella tenuta atletica, nell'utilizzo di tutti i giocatori. Nel periodo delle coppe, ricordiamo, del girone, il Napoli perdeva Osimhen, si alternavano Simeone e Raspadori che giocavano benissimo. Insomma, serve anche un po' di mazzo poi nelle scelte, questo senza dubbio. La nostra indole è quella di attaccare. Se non hai più la forza o la voglia, l'indole non c'è più. Domani riperdiamo, anche quel Napoli non c'è più. Abbassare il baricentro, aspettare gli avversari, ripartire con le nostre 2 frecce. E Marcello, abbassare il baricentro potrebbe essere pericoloso perché non siamo abituati a farlo. Con un po' di tempo Mazzarri potrebbe anche insegnare quello che era un calcio a lui più familiare, però servono le caratteristiche dei giocatori. La Juventus è molto comoda a fare questo, il Napoli proprio no. Faccio l'esempio del Sassuolo, una squadra più scarsa, che però Sassuolo non deve aspettare, Sassuolo deve giocare a pallone a viso aperto. Se fanno del male poi dopo ti possono far male se giochi a viso aperto. Un po' così è il Napoli.
abbassare il baricentro per non poi prenderle, significa anche comunicare un po' di paura. Il Napoli dovrebbe avere coraggio, se pensiamo a come l'abbiamo fatto l'anno scorso, il 5-1 è una cosa, ma anche lo 0-1 del ritorno il Napoli attaccò per tutta la partita. A me francamente sta piacendo il mister, quantomeno nella comunicazione, sì, direi 80 e 20, mi sta piacendo all'80%, qualcosina ricorda insomma il Mazzarri che conosciamo, insomma c'è un po' di io faccio così, io sono comunque io, però è venuto con i presupposti, è venuto dopo aver studiato sia il Napoli di Spalletti sia la cattiva poi comunicazione che c'è stata di Garcia, quindi non farà quegli errori lì, e sotto questo punto di vista ci piace. Per esempio mi piace un po' meno quando dice io i dati sulla condizione fisica ce li ho ma non ve li comunico, no, comunicali, ce li, e comunica l'H ce li, così capiamo qualcosina anche noi. E poi non aver paura di andare a parlare, anche se sei arrabbiato con l'arbitro, hai tanta esperienza, puoi trovare una sistema. Non penso che Mazzarri parli peggio di Meluso, Mazzarri può farlo tranquillamente. Un gruppo di georgiani che sono venuti nel locale dove lavoro mi hanno detto che si pronuncia Quaraschelia con l'accento sulla I e stanno ubriachi. I due amici georgiani nel locale, nel senso, ragazzi, poi attenzione, pensiamo, sono arrivati degli italiani, loro come pronunciano così, esistono i vari dialetti. Io rispetto al video famoso di Kvara dove lui dice il mio nome si pronuncia così, poi vai a sentire la madre e anche la madre lo pronuncia leggermente diverso. Esistono i dialetti, esistono le zone della Georgia, esistono gli accenti, esistono anche modi di dire le lettere, non ci ingrippiamo. Kvara è il modo più facile da dire e io mi tengo stretto quello lì. Elia è la prima volta che lo sento, lasciamo stare. Garcia solo una trovana, buon avuto. Ostigard pseudo stopper, ma non ricordo di preciso la partita. Forza Napoli sempre. Francesco, sì, Ostigard stopper. Allora, quando si dice stopper di solito si pensa al difensore centrale che gioca davanti al libero, quindi il famoso numero 5 davanti al numero 6, per capirci. Mentre Garcia aveva individuato in Ostigard anche per dargli soddisfazione, perché Ostigard aveva quasi chiesto la cessione, ci ha detto Garcia, io ti faccio trovare un po' di minutaggio perché ti posso mettere anche davanti alla difesa, cioè come il numero 4 del calcio antico, cioè del centrocampista centrale che però con fisicità può andare a mordere le caviglie, può intervenire di testa, e questa è un'idea che secondo me non era male. L'ha utilizzato anche in Coppa, passando aggiungendo un difensore alla linea già di 4. È una situazione che tu in un momento di emergenza o di forcing degli avversari puoi sicuramente fare, e non è stata l'idea più assurda di Garcia, questa qua poteva piacere. La Juve scorsa settimana, il Napoli, il Monza l'anno scorso, unica squadra che ci ha portato via i 6 punti, assolutamente l'ho sottolineato in varie storie sui vari social che non era assolutamente vero. Gli amici bellini mi hanno ricordato anche che non solo il Napoli ma anche il Milan aveva tolto 6 punti alla Juve l'anno scorso. Un po' di dimenticanza, volontaria o meno, non lo so. Un abbraccio dalla Virginia, mi piacerebbe incontrarti per un caffè, quando vengo a New York ti seguo sempre e si vede che sei competente. Grazie mille Diego, sarà mio piacere. Sapete sempre come contattarmi in privato nel caso in cui venisse nella grande mela. In diverse occasioni quando Mazzarri parla di essere cambiato sembra uno schizofrenico che ripete ciò che ha promesso allo psicologo durante l'ultima seduta. È un commento un po' forte, però lo condivido abbastanza perché sembra un po' forzato a un certo punto. Io dico stai tranquillo, veramente, se vi ripeto che è la scelta di Mazzarri, no? Dopo la scelta di Garcia, la scelta di Mazzarri che non mi convinceva tanto. Io non ho niente contro il tecnico Mazzarri, non ho niente contro l'uomo Mazzarri, e anzi lo vorrei più libero di fare il suo mestiere senza pressioni da parte né del presidente né da parte dell'ambiente. Adesso se Mazzarri fa il contrario di Garcia ha il favore un po' di tutti, però io chiedo a Walter, e sicuramente lui con il tempo ci arriverà e lo farà da solo, non è detto che devi fare il contrario di Garcia se quello che la partita ti richiede è tutt'altro. Fai quello che ti senti, hai l'esperienza per prendere delle decisioni, poi noi le commenteremo a posteriori. Se tu metti Zanoli e viene espulso dopo 20 minuti, hai fatto un errore, ma lo metterei anche io, quindi dobbiamo essere onesti e capire anche il momento di difficoltà. Mazzarri è troppo affezionato sul fatto delle scuse, tutti gli allenatori accampano scuse, sono molto più antisportivi.
troppo attenzionato, esatto. Intanto 13 falli a 2, abbiamo fatto 2 munizioni per parte, almeno è lecito lamentarsi. A parte invertite, loro si sono lamentati in passato dopo aver perso partite nette e pulite per inferiorità tecnica, senza dubbio. Al 7 dicembre 2023 Kim Min-jae ha giocato 11 partite con il Bayern di Monaco tra Bundesliga e Champions League. La sua media voto è di 6.8 su 10, fonte Google Bard e SofaScore, non mi pare stia facendo male. I voti sono un dato, le opinioni restano opinioni. Per il resto il Napoli è stato un giocatorino quasi perfetto, quasi, e con un'anomalia importante per tutto il calcio mondiale, il campionato mondiale in inverno. Fare paragoni tra questo e quello è senza senso. Per la partita con l'Inter ho avuto una netta sensazione che se Napoli avesse fatto 2 gol l'Inter ne avrebbe fatti 4 e così via, però ci piacerebbe vedere funzionare il VAR, sono d'accordo con te, senza dubbio Elio. Tra l'altro mi stanno arrivando molte altre notizie anche in privato sulle prestazioni di Kim, pare che il Bayern stia soffrendo anche lui di qualche defezione in difesa e che Kim debba giocare sempre. Non tutte le prestazioni, ci dicono anche l'amico Virgilio dalla Germania, sono sempre perfette. Parlano addirittura qualcuno in Germania di non sempre concentrazione al massimo, quindi le stagioni poi dopo vanno valutate di volta in volta. È impossibile dire se fosse rimasto Kim, vedete sta giocando male, avrebbe giocato male anche con noi, non si può ragionare così. E ha tutto senso. 13 e 40, però pure tu Mazzarri lo chiami Mazziarri, ma sì, selvaggio massimo. Io mi prendo tutte le licenze possibili e immaginabili, visto che continuano a stroppiare tutti i nomi. Questa contessa sbalia tutti i cognomi. Buonasera a tutti dalla mia modestissima ignoranza in materia. Secondo me a quel punto era meglio continuare a giocare con Kim come con Kim. Se ti schiaccia la Melo sana purificare, il gol lo prendiamo. Collegherei la cosa anche al fatto che non sappiamo fare falli stranamente. Nel calcio due sono le cose: o sei aggressivo e ti riprendi palla, o sai fare fallo. Questa è lunghissima, Bambru Carmen. Gianluca, leggo e cerco di riassumere. Insomma, se ci abbassiamo lo prendiamo, almeno se giochiamo aperti qualcosa davanti la facciamo. Dice il gol lo prendiamo sempre, è chiaro. Guarda caso negli spezzoni di partita dove giochiamo è sempre tutto a posto, pure con Garcia lo era. Come ci abbassiamo, sia per questa stanchezza, mentalità, allenatore e qualsiasi sia il motivo per cui il Napoli va a 99 invece che a 100. Ha senso quello che dici, e dobbiamo vedere se siamo ancora in grado di farlo, se riusciamo a ritrovare quella brillantezza del Napoli dell'inizio dell'anno scorso e non della fine dell'anno scorso, perché anche quel Napoli là della fine dell'anno scorso, è chiaro, avevamo già vinto, ma che significa poi mollare perché avevi vinto? Per dire che stavi dando veramente oltre il massimo, quindi non è facilissimo arrivare di nuovo al 150%. Bella la conferenza del mister, mi è piaciuto. Kim non ha acceso i cuori dei bavaresi, vivo in Germania e sono tifoso di Kim o mostro. Ricordo che del Napoli di Mazzarri è che si poteva imputare tutto tranne che fosse arrendevole, e questo è il primo ingrediente necessario in questo momento. Anch'io sento il prepartita, sopra la pancia la capra campa, sotto la crava la crepa. Le mie domande: Meret fuori tono, non sarebbe meglio far giocare Collini? Quando Meret si fa bucare ad ogni tiro porta il morale giù, è giusto, è vero. Bisogna capire anche lì se ci sono dei diktat societari inderogabili, e a quel punto, quando tu accetti un contratto in corsa, evidentemente ti hanno detto nell'orecchio anche come devi gestire le situazioni grigie, perché poi ricordiamolo, Garcia ci disse delle cose, esistono degli infortuni di mercato, esistono delle situazioni dove lo decide la società, e lì già lì non mi piacque Garcia. Onestamente, se ti serve un giocatore lo fai giocare e te ne devi fregare che ci sono situazioni di mercato, lì non mi piace. Lì se per vincere la partita, per esempio, ti serve Demme, lo devi far giocare, non mi interessa che la società abbia deciso di non utilizzarlo, e quindi idem per quanto riguarda il portiere. Di Lorenzo infortunato no, la risposta è no, per fortuna. Nata, nostri guardie centrali si dimostrarono molto forti, è vero, contro Real quando Garcia, perché non usare ciò che si è provato di buono? Ha senso quello che dici. Il problema è che Rachmani è quello della linea difensiva che aveva dato più garanzie almeno l'anno scorso. È logico affidarsi a quello che sulla carta ti poteva dare più garanzie, perché poi se tu appena arrivato fai fuori Rachmani e le cose comunque non funzionano, subito ti metti alla mercé di critiche anche gratuite e dici vabbè, ma tu hai tolto Rachmani ha fatto quel campionato l'anno scorso, te lo sei studiato o non te lo sei studiato?
Ecco perché partire col presupposto voglio fare le cose dell'anno scorso è limitante, perché se Ostigard sta in forma e Nathan ti dà garanzie, devono giocare loro due, non dobbiamo essere legati al ricordo di Rachmani se Rachmani non è in forma. La notizia è che abbia fatto la conferenza stampa, sembrava che ormai levitasse in modo strategico. Fare cittadino onorario è un ridicolo ruffiano, sono molto deluso ai tifosi napoletani che sono caduti dritti nel sacco di quel furbo ruffiano traditore. D'altra parte, se continuamente fai l'odio Sanne e lecchi al popolino, quello si eccita e ti ama. Che tristezza, sono napoletano anch'io, magari scamo un poco meglio i falsi bugiardi, attacchi belli forti a Spalletti. Mi sembra di dover aggiungere niente, è la tua opinione e la lascio lì dove sta. Sua Maestà Mister Spalletti, cittadino onorario, grande buffonata messa in piedi al Comune di Napoli. Vabbè, qua andiamo nella politica, non mi sembra proprio il caso, per attaccare ancora a modo subolo ADL. Troppi fastidio a questa classe politica. Va bene, andiamo avanti, rispettiamo tutte le opinioni di tutti. Ora sono diventati tutti preparatori atletici, e certo non abbiamo i dati fisici, ma nel periodo che ha portato all'esonero di Garcia abbiamo mancato 3 volte per un soffio il gol al 90° minuto. Questa è una giusta osservazione, può essere pure, cioè il Napoli regge tutta la partita, poi ci sono dei momenti della partita in cui sembriamo in forte ritardo, quindi secondo me qua ha ragione Paolo che dice che probabilmente più una cosa tattica, o ha ragione Mazzarri che potrebbe essere più una cosa psicologica, che tu ci provi, non ci arrivi e ti demoralizzi un attimo. Lo abbiamo visto, e ci sono dei momenti in cui la corsa all'indietro di Lorenzo la fa e Zanoli non la fece, e Zanoli era fresco, quindi questa è un'osservazione importante. D'altra parte anche con l'Atalanta poi facciamo meglio il finale che l'inizio del secondo tempo, ragioniamoci su questo. Inoltre, prima di diventare una macchietta, Garcia aveva dato qualche risposta diversa da domani incontro Gigino che ha allenato a Lyon. Ci disse che la preparazione in assenza del mondiale doveva essere diversa dall'anno scorso per arrivare in fondo alla stagione. Mo se intendesse più o meno cariche di lavoro non l'ho mai capito. Giusto Giuseppe, questo è un modo di ricordare, di fare memoria e di fare cronaca, secondo me molto corretto. Vedi, non è che non stai difendendo Garcia, non sei innamorato di Garcia né il fidanzato di Garcia, ma almeno cerchiamo di ricordare tutto per non essere poi accecati dalla voglia di liberarsi di Garcia, condivisibilissima, che però ci fa dire tutta una serie di cose nel calderone che non sempre sono necessariamente giuste. Una soluzione potrebbe essere, a partita in corso, mettere Lindstrom e Kvara liberi sulla tre quarti, triplicando Kvara lasci spazio allo sconosciuto Lindstrom. Pure potrebbe essere, se si muovono i trequartisti sicuramente la cosa è interessante, perché gli sposti per le marcature non è male. Su Kvara più centrale Mazzarri l'ha già detto 2 volte, e secondo me il punto è che non è così automatica la scalata. Se lui viene dentro, il terzino e la mezzala che aveva addosso per esempio devono decidere se seguire o lasciare il vuoto, oppure per esempio si sgancia la mezzala e si deve aggiungere un centrale, ma a quel punto deve lasciare l'uomo che stava seguendo. Diventa più difficile raddoppiare senza temporaneamente aprire un varco. Sì Giuseppe, c'è anche la questione Mbappé-Vitigna, per esempio. Lì Vitigna gioca proprio in funzione di Mbappé. Se Mbappé decide di andare più verso il centro e di finire punta centrale, Vitigna occupa quello spazio e quindi si porta dietro un terzino che quindi si perde Mbappé. Sono tante le soluzioni che si possono trovare. L'importante è fare tutti i movimenti di squadra per occupare bene il campo. Spalletti ci ha detto una cosa: invece di considerare in lunghezza per altezza, per larghezza, considerate tutti i metri quadrati, cioè tutta l'area del campo. Se occupi bene tutti gli spazi puoi far meglio. Gollini in porta, se vuole rimanere nel Napoli il caro Mazzarri sarà il portiere a fargli fare il salto di qualità. Ne abbiamo uno in panchina che è un porterione, Gollini. Ciao Vale, vorrei chiedere al mister se vedrebbe Lindstrom sotto punta, anche se lo conosce poco. Che emozione si prova a tornare allo stadio dopo 10 anni. Personalmente mi è piaciuto Mazzarri in questa conferenza. Anche io, al di là del risultato, vorrei vedere una squadra arrembante. I ragazzi sanno cosa vuol dire questa partita per noi, e a quelli che non lo sanno glielo avranno spiegato i compagni. Forza Napoli sempre. Per quanto riguarda la formazione sono d'accordo con te, spero che Frank faccia una gara gagliarda come quando arrivò a Napoli. Bel ricordo. Anghissà lo conoscemmo proprio in una partita contro la Juve e fu incredibile. Disse: caspita, che abbiamo preso senza manco allenamento, questo si è preso il centrocampo in mano. Sì, aspettiamo, perché Mazzarri lo sta studiando Lindstrom, potrebbe essere un'idea anche averlo sotto punta, anche se
la prima sostituzione quando passi dal 4-3 al 4-2-3-1 è sempre Raspadori, è quella che ha più senso, è quella che è stata probabilmente pensata anche in sede di mercato. Vediamo, Lindstrom è stato preso proprio al posto di Lozano, quindi è da immaginare sulle fasce, però abbiamo capito che le sue caratteristiche lo portano ad accentrarsi, speriamo bene. Qual è il punto di forza di questa squadra e qual è il punto debole? Daniele, il punto di forza di questa squadra è... sembra strano pensarci adesso perché ci devi ragionare qual è il punto di forza. Io, se penso alla squadra dell'anno scorso, il punto di forza del Napoli era il centrocampo, un centrocampo che occupava tutti gli spazi, assortito bene, che faceva regia, faceva interdizione, faceva fantasia, legava bene tutti i reparti. Quello era proprio il punto di forza del Napoli. Uscivamo bene dalla difesa e quello che aveva maggiore pulizia nell'uscita era Kim, quindi quello l'abbiamo un pochino perso. In questo momento il punto debole del Napoli è proprio probabilmente in difesa, ma più che anche oltre alla fase difensiva, anche il modo in cui usciamo dalla difesa, quindi facciamo più lanci lunghi e perdiamo quindi anche quel centrocampo che era la cosa migliore che aveva il Napoli. Poi in attacco quelli devono solo ritrovare brillantezza e forma e verve. Stavo vedendo un po' Tacco Naso, trasmissione di cronache di spogliatoio, si sono potute analizzare due tematiche. La prima è che molte squadre per il modo di giocare della Juve snaturano la propria idea di calcio. La seconda è che la Juve segna il 28% dei suoi gol da calci piazzati. Queste due problematiche per gli avversari della squadra bianconera potrebbero attaccare anche il Napoli. Mi fai riflettere quando dici questa cosa. La presenza di Osimhen è importantissima anche in difesa per i calci piazzati. Un altro che faceva la differenza sui calci piazzati era proprio Kim. Nathan il colpo di testa ce l'ha, Rachmani ce l'ha, però ogni tanto si impianta. Ostigard è uno di quelli che ti può garantire, però abbiamo visto un pochino di marcature un po' farfallesche nelle ultime partite, quindi serve anche la concentrazione, cioè stare sul pezzo. Per quanto riguarda i calci piazzati bisogna sentirsi squadra piccola, e ti senti squadra piccola, quindi pensi non avremo grandi altre occasioni perché la Juve si chiude. In attacco ai calci piazzati diamo il massimo e stiamo attentissimi perché questi così la vogliono sbloccare, dobbiamo stare ulteriormente attenti. Poi puoi stare attento quando vuoi tu, se saltano meglio con un miglior timing non c'è niente da fare, a volte c'è anche la bravura degli avversari. Mazzarri ha ragione, il fisico non c'entra nulla, è la confidenza che muove le gambe. Spalletti l'anno scorso fece un lavoro nella mentalità pazzesco, lo si vedeva in ogni conferenza stampa, è vero. Marono Rogarman, pensaci tu. Non sono d'accordo sul fatto che, come dice Del Genio, Danzo, Kilman stanno facendo bene. Il Lens è partito male ma ha avuto una striscia di 5 partite senza subire gol ed è risalito al quarto posto. Aggiungo che a parte l'ultima giornata vinta 3-2 ha subito 3 gol in 9 partite, e se Danzo stesse performando male chissà se performa bene. Il Wolverhampton sta facendo un campionato molto migliore dell'anno scorso e Kilman l'ho visto nel turno infrasettimanale, difensore solidissimo, forse più adatto alla difesa a 3. Poi magari vedo male io le partite, per quanto riguarda Kim non sto guardando, quindi non mi permetto di giudicare, e qua io ho risposto che l'avevo letto ieri. Più amici bellini a commentare, meno addetti ai lavori in giro a blaterare, e non mi riferisco a Paolo ovviamente, che vuol dire che l'analisi del calcio veramente, poi ci sono le opinioni, ma almeno gente che parla solo quando ha visto è una cosa che tra gli addetti ai lavori vi assicuro che non succede, e li sgami subito se stanno dicendo una frase fatta qualunque o se hanno visto la partita e stanno parlando con cognizione di causa. A volte anche se guardano la partita non è detto che dicano cose condivisibili, però si capisce subito quando stanno parlando a caso, e dico a caso. Domani l'ultima partita delicata per Mister Mazzarri, si può pareggiare o vincere, l'importante è non prendere subito gol, altrimenti la partita è finita, arriva un treno, Freccia Rossa o Italo davanti al proprio portiere. Auguriamoci che Kvara e Osimhen facciano bene il loro compito, segnare. Esattamente. Non sarebbe meglio anche per le prossime provare Di Lorenzo a sinistra e Zanoli a destra? Ho trovato Nathan disastroso come terzino contro l'Inter sia in attacco che in difesa, oramai pendiamo a destra, creiamo molte sull'asse di Politano Di Lorenzo, ma alla fine non è il nostro gioco. Non è meglio responsabilizzare Di Lorenzo contando sulla sua grande duttilità, chiedendogli un sacrificio a mettere un giocatore di ruolo a destra? Sono combattuto al riguardo, perché un po' non vorrei perdere tutti quei movimenti che oramai Di Lorenzo conosce a memoria, nello stare dentro al campo, gli scambi con Politano e con Anghissà che abbiamo visto far bene anche contro l'Inter nel primo tempo, e quindi sacrificare Zanoli adattandolo a sinistra, e un po' metti, come dici giustamente tu, metti Di Lorenzo che ha più esperienza a sinistra, può sicuramente far bene, e lasci con più comodità
Zanoli correre per le sovrapposizioni. Sono combattuto, veramente sono combattuto, perché entrambe le soluzioni hanno dei pro e dei contro. Tu dici che Nathan è stato disastroso, io riguardando la partita disastroso non lo dico, però non mi ha convinto al 100%, quindi sta a Mazzarri fare una decisione, sperando che la indovini. Non so cosa sia Juve-Napoli, ma sicuramente la Juve è un'organizzazione da delinquere. Oggi un altro pollo è stato fatto arrosto. Vabbè, ci sono varie cose che insomma per quanto riguarda ultimamente sono uscite altre notizie su Pogba che rischia 4 anni. Insomma, la lista è lunga e non mi va nemmeno di ripeterle. Io ci credo, la sblocca proprio Nathan e da questa partita fa la rinascita. Squadra lunga, slegata, con caratteristiche che hanno i nostri, fasi difensiva, va costantemente in sofferenza, è un dato di fatto oggettivo. Datemi tempo, chissà. Certo sì, i tifosi ADL non l'hanno dato proprio Garcia, che ha avuto un grande regalo alla fine. Io per esperienza di vita dico che non bisogna mai rimanere in un posto dove non si è apprezzati e dove non ti dicono mai grazie, bisogna andare oltre. Il povero Mazzarri, disoccupato e dimenticato, è stato ovviamente convinto dalle sirene di ADL, poi il tempo, max altre 4-5 partite ci diranno cosa può fare Mazzarri a Napoli. Me lo auguro, ma la vedo tostissima per lui. Da stasera come ex juventino, a proposito, ex juventino, tu sei ex juventino? Io Mazzarri, per il solo fatto che se ne andò alla Juve, non lo avrei pensato, ma non se ne andò alla Juve, forse voleva andare alla Juve, non l'avrei mai preso neanche gratis. Ah, tu dici da ex juventino Mazzarri. E stasera un altro brutto cliente che avremo è Milik, mi auguro che non succeda mai, che lui segni, sarebbe proprio la tempesta perfetta. Eh sì, gli ex, c'è una lista lunga, insomma, a partire da Higuain a seguire, ma sì, con Mazzarri juventino non è andato ad allenare la Juventus, andò ad allenare l'Inter. Però si parlava di Mazzarri allenatore della Juve sicuramente. Valerio, buongiorno, secondo me ti sbagli la domanda, seppur posta sbagliata dall'inviato giornalista di Infonapoli 24, è interessante perché vuol dire che Mazzarri sta cambiando un po' il canovaccio tattico della squadra. Kvara portandolo più verso il centro, quindi facendolo aumentare il suo raggio d'azione 30 metri più avanti, permette secondo me le sovrapposizioni costanti da parte di Mario Olivera e di Zielinski, creando superiorità numerica sull'alto di sinistra. Una volta che Kvara si porta appresso 2 uomini e poi, sempre secondo me, costringe ad uno dei 2 centrali di difesa a uscire fuori dalla doppia marcatura su Osimhen, proprio come ha risposto Mazzarri alla domanda posta in essere a lui. Forse finalmente si intravede la luce nella nuova realtà del giornalismo calcistico napoletano, si parlerà più di tattica, speriamo bene. Noi lo speriamo sempre che si possa parlare più di tattica, e alle volte è semplice. Io guardavo la conferenza anche di Allegri, non gli chiedono, non gli fanno domande tattiche, che lì Allegri a volte si rifiuta proprio di rispondere, però gli fanno domande su giocatori singoli e da lì un allenatore che vuole parlarti di tattica può elaborare, e quindi chi vuole sentire sente. Capisco quello che dici, ovviamente in questo momento non abbiamo né Mario Rui né Olivera, quindi in futuro questa può essere una soluzione, ma Kvara di sua spontanea volontà decide di andare verso l'esterno o di accentrarsi un pochino di più a seconda della posizione degli avversari e della fase della partita, quindi anche partendo da esterno sinistro come ha fatto l'anno scorso, ragazzi, miglior giocatore del campionato l'anno scorso, da esterno sinistro, senza doverlo accentrare sotto punta. Poi può sicuramente fare delle cose diverse, visto che l'hanno studiato, è tutto giusto, ma secondo me ad oggi è un falso problema, perché serve, non avendolo, il Gulam che ti dà tutte queste cose, non c'è bisogno di parlare. Kvara può segnare, ma può anche fare molti assist dalla sua zona, e Mazzarri lo potrà fare tutto questo, anche perché poi nelle sue corde c'era anche dare un po' di libertà. Ricordiamo, il Pocio era libero di svariare, lo stesso Hamsik con intelligenza tattica trovava le posizioni giuste per far male, con i 3 più bloccati, i 4 centrocampisti con 2 che erano dei terzini che andavano avanti e indietro, 2 mediani e 2 trequartisti un po' liberi di svariare dietro la punta. Questo era il Mazzarri che conoscevamo e che abbiamo imparato ad apprezzare. Mazzarri si presenta con la convinzione di voler rifare il più possibile quello che il Napoli aveva fatto l'anno scorso. Il Napoli l'anno scorso aveva fatto il 4-3, non il 4-3-2-1, per capirci, no? Con i 2 un pochino più vicini, 2 esterni d'attacco un po' più vicini a Albero di Natale, alla Kakà, Seedorf, insomma l'Ancelotti. Ma Mazzarri ci disse anche attenzione agli 1 contro 1 e ai 3 contro 3, e nei 3 contro 3
che si può creare in fase d'attacco lo scompiglio, perché poi può esserci anche la frenesia del difensore, un intervento così, e se hai altri due che stanno attaccando tutti insieme puoi creare dei presupposti ancora più importanti, quindi rispetto all'uno contro uno, perché nell'uno contro uno molto spesso i difensori abituati ti bloccano e se tu non hai la verve della giornata l'uno contro uno lo perdi e hanno un vantaggio i difensori contro le squadre che ti affrontano così. Quindi creare il 3 contro 3 significa anche poter nei movimenti naturali degli attaccanti, degli esterni, Politano lo fa, Kvara stesso lo fa, avvicinarsi ad Osimhen e quindi creare un pochino di imbarazzo alle difese avversarie. Valerio, sei una persona veramente intelligente, approcci ai diversi argomenti di ogni video in maniera razionale e brillante. Ci voleva proprio un canale di fede azzurra come il tuo sul tubo, anche se devo ammetterlo, mi piacerebbe se tu avessi spazio anche in altri canali di diffusione, perché lo meriti. Grazie mille Giuseppe, io ragazzi sono contentissimo dei vostri commenti e ci tengo nel finale a ripetere anche una cosa, mentre ci sono delle cose che mi piace condividere con voi, l'approfondimento, avere i vostri spunti e ragionare su delle cose, ci sono anche dei momenti in cui è semplicemente sono riflessioni a voce alta mie personali, non bisogna essere per forza sempre d'accordo, fa parte del racconto del calcio di noi tifosi, insomma, non avendo io nessun tesserino né di tecnico né di giornalista, ci sono anche dei video dove a me che sto fatto non mi piace e dovete accettarlo per com'è e io accetto i vostri commenti per quelli che sono. Essere in disaccordo fa parte del racconto del calcio al bar davanti a un caffè. Alle volte io posso anche fare uno sfogo e non essere analitico, tecnico e precisissimo, posso dimenticarmi delle cose, posso stare incazzato perché mi hanno rigato la macchina e quindi il video esce un pochino così. Ricordiamocelo, il discorso che non sono robot come i giocatori, come gli allenatori. Quando facciamo le analisi anche delle opinioni e delle cose che si dicono, pensiamo che dietro c'è la vita reale, che non è il calcio, e che poi influisce su come uno si approccia alle cose. Vi abbraccio e vi bacio. Questa potrebbe essere la formazione che dicevamo ieri. Al posto di Nathan ci possiamo immaginare uno Zanoli e quindi magari Nathan al posto di Rachmani o al posto di Ostigard. Non credo Juan Jesus, ma lo sapremo a breve. E questo video è uscito bello lungo, ma magari vi serve per stemperare la tensione, vi bevete una cosa, un aperitivo in attesa. Ecco, vedi, Enzo mi dice, secondo Sky, Juan Jesus in vantaggio al centro e difesa a fianco a Rachmani. Se Mazzarri fa così, io onestamente non lo capisco, perché il più in forma mi sembrava Ostigard. Se poi va male, dici, ma Mazzarri, ma perché hai fatto così? Oppure continuiamo a dire, aspettiamo, diamogli tempo, deve capire, perché adesso l'allenatore comincia a prendere delle decisioni, e le decisioni, se risulteranno fatte bene e decisive, gli si darà atto. Se invece poi sbagli, gli diamo un po' di responsabilità pure a lui, oppure no. State tuned, lasciate i like finali e state tuned, perché potrei andare live da telefonino, non si può mai sapere. Vi abbraccio, vi bacio. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Forza Napoli, forza Mazzarri e forza Nathan al 90esimo, anche se io vorrei un bel gol di Zielinski poi.